qui con noi, signori, il capo fanfara del 7° reggimento Bersaglieri che assede ad Altamura Bari, inserita nella brigata Pinerolo, il luogotenente Giovanni Carozzo. Eccolo qui, al quale sarà invitato a dirigere il Flickerflop a tutte le fanfare riunite. Si è aggiunta ovviamente la fanfara del 26° reggimento Bersaglieri. Questa ovviamente è la parte conclusiva, avete capito, tutti 168 suonatori riuniti, e adesso il maestro Carozzo dirigerà il Flickerflop. Prego maestro. Più degna di vedere tutte le fanfare schierate. Allora, il dato ufficioso, ma ufficioso, finché non avviene la certificazione, è che i nostri amici delle 6 fanfare di Belluno, Alpago, Ponte delle Alpi, di Ceggia, di Jesolo, di Padova, di Marostica e di San Donà di Piave hanno corso per 18 minuti e 29 secondi coprendo 3079 metri. E io direi che possiamo fissare questo applauso perché lo hanno fatto sotto una pioggia torrenziale. Allora, ad ogni fanfara sarà consegnata una targa, ma siccome il piove è un problema, ad ognuno di voi sarà, a uno dei 168, sarà consegnata una targa, ricordo Padova Centenario, Grande La Fanfare Veneto, Padova, Stadio Colbacchini, 23 settembre 2023. Appena pronto il verbale sarà consegnato anche l'attestato che con un allegato riporterà il nome di tutti voi. Quindi un paletto in più da disturbare chi vorrà tentare il record. Grazie, ed ora signori il capo fanfare di Padova dirigerà la centenaria.
l'ultimo brano che sarà diretto dal capo fanfare dell'11° Vito Di Mauro. Complimenti, bravissimo. Tocca a te dirigere l'ultimo brano. Bravissimo Valerio, complimenti. Bravo Luca, sei tutto l'ho bagnato come tutti. Bravo Giampaolo, bravo Fausto. Ah, per te questi sono così. Bravissimo Stefano. Bravo Paolo, complimenti. Ma abbiamo visto spiegaci che hai dato una pedata a uno dei tuoi compagnisti. Sappiamo che è uno scherzo, dai, via. Vi è piaciuto lo spettacolo, signori? E pensate, siamo riusciti a farlo con la pioggia, pensate col sole. Comunque sarà inserito il meteo proprio per impedire a chiunque di battere perché la pioggia mica la c'è, deve essere fortunato. Volevo ringraziare due persone che non ho citato prima, vedete, abbiamo, ed è per me un piacere, li ho ricordati ieri sera dello staff della Presidenza nazionale, il segretario generale Luciano Pasquale, un bel applauso. No, ma mi piace così, e il direttore di Fiamma Cremisi, che adesso sono di supporto alla Presidente Fabrizio Bianconi. Avete visto aggirarsi con un cappuccio da qualche parte? Eccola lì al centro, la famosissima Cecilia Pessinotti. Altra una mano che ti vedono, Cecilia, eccola. Bene. Il primo graduato Vito Di Mauro tra poco prenderà dei redini di questo ultimo brano. Avete capito che insomma un po' le presentazioni, un po' i brani abbiamo cercato di accorpare tutto e tagliare un po' di qua, un po' di là. Era arrivato anche un segnale di allarme con i fulmini. Se non arriva questo brano qua, il fulmine, cerchiamo di sbrigarci ragazzi. Grazie a tutti e complimenti veramente. Grazie anche ai giudici, un applauso ai giudici della Terra 92, di Doligno, di Dario Porrini e di Enzo Calvi. Poi abbiamo un presente anche per lui. Di Mauro, prego. Tutti in piedi.
Ridono le fanfare in ordine sparso.